Siamo a 220 all'ora, poi lo schianto fatale in autostrada insieme all'amico, 35enne padovano muore in un incidente dopo la diretta Facebook. Ventenne violentata da un giovane che la stessa vittima ha descritto come dell'est Europa, la violenza sabato notte nel giardino di una discoteca di Marghera, indaga la polizia. Silea sotto shock per l'omicidio di ieri mattina, un 91enne ha sparato in faccia con un fucile al genero 60enne al termine dell'ennesima lite, anni di frizioni fra i due. Enorme masso si stacca e precipita lungo la regionale 203 ad Alleghe, solo per un miracolo non c'entra le auto di passaggio. Pieve dal Pago, ieri la pioggia ha fatto cadere circa 100 metri cubi di materiale, fortunatamente fango e rocce si sono fermate sul muro di contenimento, i cittadini del borgo di Schiucaz continuano a tremare. Fiamme all'albero, un'abitazione di Vedelago, un giovane che passa di là per caso riesce a mettere in salvo un disabile e la sua famiglia. Trova un portafoglio con all'interno ben 7.000 euro e lo restituisce, il bel gesto di un turista trentino in vacanza ad Abano Terme. Ieri la Treviso e Rosa, oltre 6.000 partecipanti alla corsa solidale per sostenere la lotta al cancro al seno, il maltempo non frena la carica delle donne. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana. La prima edizione dei nostri telegiornali, un'ampia pagina di cronaca in primo piano a partire dalla tragedia lungo la A1 all'altezza di Modena, i due amici, uno di questi padovano, diretti a Rovigo e una diretta Facebook agghiacciante per le conseguenze, una diretta Facebook con i due che descrivono l'auto sparata a 220 km all'ora poco dopo l'incidente mortale. Autostrada nella A1, stiamo andando a Rovigo, ragazzi, abbiamo Gigi la trottola. No, ragazzi. E stiamo andando. La Stiamo morte andando in a diretta Rovigo, su Facebook, ragazzi. una fine assurda documentata con il telefonino. Fausto Dalmoro, 35enne padovano, e Luigi Visconti, 39enne napoletano, ma entrambi residenti a Reggio Emilia, hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto poco prima della mezzanotte di sabato 19 maggio lungo l'autostrada A1 a Modena, all'altezza della zona di Saliceta San Giuliano. La BMW su cui viaggiavano si è schiantata contro il guardrail centrale. Stando alle prime ricostruzioni, i due ragazzi poi sarebbero usciti dall'abitacolo e travolti da un'auto in transito che li avrebbe sbalzati a diversi metri dal luogo dell'incidente. A nulla è valso l'intervento dei medici del 118 giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Pochi minuti prima dello schianto, Fausto Dalmoro aveva pubblicato sul profilo Facebook questo video. Racconta il viaggio a folle velocità, chiama il suo amico Gigi la trottola e poi si vanta della loro corsa inquadrando il tachimetro che indica i 220 km/h. Adesso siamo a 200, in questo istante siamo... c'è la strada pulita, si va. Pulita mentre piove, e quando la mia macchina come va? È sempre a cannella, frate, non si muove, oh. Parole e immagini agghiaccianti, visto il tragico epilogo. I due ragazzi stavano correndo verso una festa a Rovigo. L'autista, il 39enne napoletano, morto anche lui nello schianto, dice: non ci fermiamo all'autogrill, ci aspettano droga e il resto. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale, che sta ricostruendo l'accaduto per verificare l'esatta dinamica e l'eventuale presenza di altri mezzi che al momento però non risultano coinvolti. La circolazione è stata bloccata per circa 2 ore, si sono formati 2 chilometri di coda in direzione sud. Ci fermiamo in autogrill. A Marghera adesso con una terribile storia di violenza, una ventenne denuncia di essere stata violentata nel giardino di una discoteca sabato notte. I particolari con Filippo Fois in diretta per noi. Filippo. Sì, buongiorno da Marghera. La polizia dunque indaga su un caso di violenza di cui sarebbe stata vittima una ventenne. I fatti sono avvenuti in una discoteca di Marghera. La ventenne ha descritto i due giovani che adesso sono ricercati dalle forze dell'ordine come originari dell'Est Europa. La ragazza stava trascorrendo il sabato sera in discoteca ed è stata aggredita in un giardino che fa da appendice alle sale da ballo e alla zona bar. La ragazza poi è rientrata in casa e ha raccontato tutto ai genitori che l'hanno portata al pronto soccorso. I medici hanno confermato
l'avvenuta violenza, e a quel punto sono state avvisate le forze dell'ordine, che quindi si sono recate nel locale per ispezionare i luoghi e ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto anche per prelevare le immagini delle telecamere di videosorveglianza attraverso le quali, assieme alla descrizione della giovane, potrebbero rintracciarsi le due persone. La ragazza naturalmente era in stato di shock, sarà risentita nuovamente dagli uomini della squadra mobile, mentre le indagini sono tuttora in corso per individuare il responsabile. Con questo per ora da Marghera è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Follis. Adesso a Silea, un paese sotto shock dopo l'omicidio avvenuto ieri mattina che ha sconvolto letteralmente il paese, oltre che una famiglia. Il 91enne che spara una fucilata in faccia al genero dopo una lite, l'ennesima dopo anni di frizioni. Uno sparo squarcia la tranquillità di quella che dovrebbe essere una domenica mattina come tante, ma che in via Nerbonna a Silea si trasforma nel giorno del dramma. Sono le 9:30 quando Giovanni Padovana, 91 anni, esplode un colpo con il suo fucile da caccia in pieno volto di Paolo Tamai, 63 anni, suo vicino di casa, ma soprattutto suo genero. L'uomo cade a terra privo di vita. Padovan si barrica in casa fino all'arrivo dei carabinieri che lo convincono a costituirsi. L'anziano pochi minuti più tardi confessa di aver sparato al marito della figlia e viene portato via dai carabinieri. Stando alla ricostruzione dei militari dell'Arma, la vittima sta facendo dei lavori in giardino quando il suocero esce di casa. Tra i due inizia una discussione. I vicini racconteranno poi di aver sentito delle urla tra i due. Padovana a quel punto sarebbe entrato in casa, avrebbe imbracciato il fucile esplodendo un unico proiettile contro il genero. La moglie di Tamai, figlia del 91enne, è la prima ad accorgersi di quanto accaduto, verrà ricoverata al Cafoncello per un malore. Sul posto arrivano i carabinieri e gli uomini della scientifica. Chi conosceva i due racconta di un rapporto teso tra suocero e genero che andava avanti da diversi anni, ma ancora sconosciuti i motivi delle continue liti. Omicidio di impeto dovute a liti familiari che vanno avanti da molti anni. Possiamo dire solo una comunità sconvolta dall'accadimento, è una situazione ventennale, quindi non è la litigata della domenica mattina per i rumori. Sotto shock Marino Giacomin, socio di Paolo Tamai, è arrivato sul posto, straziante l'abbraccio con Jessica, figlia della vittima. Non ci credo, continua a ripetere Jessica all'amico Marino. Una famiglia distrutta, un'intera comunità sconvolta. Omicidio volontario, l'accusa nei confronti di Padovana che nelle prossime ore verrà sottoposto all'interrogatorio di convalida. Adesso in montagna ad Alleghe, dove un botto tremendo e tanta paura hanno sconvolto alcuni automobilisti in transito nella regionale 203 questa mattina. Intorno alle 7:45, peraltro orario di punta per chi si sposta in auto per andare al lavoro o portare i bambini a scuola, un masso gigantesco, come vedete nelle immagini, è precipitato sulla strada. Il macigno si sarebbe staccato dall'alto, dove risiedono le frazioni di Perencina e Doric, facendo un salto verso valle di una trentina di metri. Nessuno, come dicevamo, è rimasto coinvolto, un miracolo, visto che appunto nell'orario dell'evento la strada è davvero molto trafficata. E intanto a Pieve dal Pago si continua a guardare a quella frana che continua a spostarsi. Sabato con il nostro reportage abbiamo descritto fin dentro il borgo fantasma di Schiucaz, il borgo che è stato evacuato. Abbiamo descritto la situazione e anche la disperazione dei residenti. Bene, ieri la pioggia ha fatto cadere circa 100 metri cubi di materiale, fortunatamente fango e rocce si sono fermate ancora una volta sul muro di contenimento, ma è una situazione che non potrà andare avanti così all'infinito, allora i cittadini continuano a tremare. La frana di Schiucaz si continua a muovere velocemente. Ieri è piovuto incessantemente per l'intera giornata. Sono caduti 100 metri cubi di materiale che è finito sul muro di contenimento. I cittadini esasperati continuano ad andare ogni mattina lì davanti, pregando che la casa sia ancora in piedi. Questo residente del borgo ci dice che senza abitazione non avrebbe più niente. L'unica soluzione, perché oggi abbiamo parlato pure per il risarcimento della casa, io col mutuo mi risarciscono con pochi spiccioli,
Quindi lei che cosa ci ha detto? Io ripeto quello, preferisco morire là dentro, così forse prenderanno qualcosa dei miei figli in futuro. Tu invece hai proprio un'attività, ci raccontavi, là in questo borgo? Noi vendiamo bibite, però siamo rimasti tagliati fuori da questo evento, non possiamo spostarci in nessun altro posto, la maggior parte della merce è rimasta ancora dentro e se non ci vengono incontro rischiamo di chiudere un'attività che va avanti da anni, da più di 60 anni e nessuno ci sta dando una mano, siamo abbandonati a noi stessi. Ci hai detto viviamo sul filo del rasoio. Certamente, che purtroppo dal momento all'altro potrebbe rompersi. Le telecamere installate stanno monitorando ogni istante i movimenti della frana. Stiamo monitorando giorno per giorno, già sotto osservazione H24 su Italia. Appena possibile intendiamo operare per rimuovere quantomeno le teorie le prime parti della famiglia. Ora non si può fare nulla, solo attendere. I cittadini non possono nemmeno rientrare per prendersi i vestiti. Per il momento non si può fare niente, bisogna aspettare che la frana si fermi. Sì, in questa fase, ribadisco, siamo di fronte a una situazione molto anomala. Queste frane possono avere sviluppi rapidissimi. La frana è sicuramente in continuo movimento, più o meno celere a seconda delle situazioni. Di certo i tecnici geologi ci dicono che così non si ferma, cioè che quindi collasserà. Quale sarà la metodologia di collasso nessuno lo sa in questo momento. Continueremo a monitorare la situazione anche a Pieve dal Pago. Adesso torniamo nella Marca Trevigiana. Una persona disabile è stata estratta stamane dalla sua casa coinvolta in un incendio da un passante, un giovane passante di 35 anni di Trevignano che, notando il fumo uscire da una stanza e conoscendo la situazione di quella famiglia, stiamo parlando di Vedelago, è entrato nell'abitazione uscendo poco dopo con il residente che appunto era limitato nei movimenti. Con lui sono state messe in salvo altre 3 persone che, data l'ora mattutina poco prima delle 6, stavano dormendo e non si erano rese conto di quanto stava accadendo. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, nessuna conseguenza fisica per residenti e soccorritori a parte una leggera intossicazione per quest'ultimo. Davvero un incredibile gesto di questo giovane passante che ha salvato letteralmente un'intera famiglia da una morte orribile. Adesso nel veneziano, il padre di un giovane morto nell'aprile del 2018, oltre un anno fa in un incidente stradale, non riesce, ed è incredibile, a entrare in possesso dei risultati dell'autopsia sul corpo del figlio. Più di un anno è passato da quella maledetta notte in cui Diego Rampazzo è volato nel fosso che costeggia la Noalese, schiantandosi con la Volvo del papà sul ponticello d'accesso del distributore Repsol. Niente potrà ridare Diego, che aveva 27 anni, all'affetto dei suoi cari, e questo lo sa anche il padre Franco, che però sta portando avanti una battaglia personale perché incidenti simili non accadano mai più. È già passato un anno dall'incidente di mio figlio. Franco Rampazzo ha mosso mari e monti per chiedere che quel tratto di strada venga messo in sicurezza con l'installazione di un guardrail per evitare che altre auto possano cadere nel fossato e andare a sbattere sul ponticello. Con la forza di un padre disperato è arrivato fino a Venezia, coinvolgendo anche la regione e chiedendo l'interessamento da parte del governo veneto. Però ad adesso non ho ancora saputo niente. Il dolore per quanto è accaduto al giovane è rinnovato continuamente anche dal fatto che i familiari non riescono a ottenere gli esiti dell'autopsia. Io aspetto l'autopsia di mio figlio da un anno a questa parte. Il mio avvocato va su quasi tutte le settimane in tribunale su a Venezia a chiederla, ma ad oggi non ho ancora niente. Il padre di Diego lancia quindi un appello e chiede di essere ascoltato. Faccio un appello al nostro presidente Luca Zaia per queste cose, perché nessuno muove niente. Lo faccio a lui, speriamo che qualcosa si muova. Tra le tante criticità di questi giorni alle quali sta facendo fronte la Regione, a proposito di appelli alla Regione, c'è anche quella del maltempo e dei suoi effetti, non solo ovviamente più visibili come la frana per esempio e la Pieve dal Pago, ma anche i danni contro l'agricoltura. Un maltempo che sta mettendo a rischio i raccolti. Il nuovo allarme lanciato da Coldiretti, perso anche il raccolto dei fieni, ad esempio nei prati dell'Alta Padovana. Le immagini dei prati dell'Alta Padovana rovinati dalla pioggia di questi giorni parlano chiaro, appiattiti e zuppi d'acqua. Il tempo fuori dal comune di questo periodo continua a segnare le campagne.
I fiumi sono ingrossati, i laghi pure. L'anomalia climatica, ricorda Coldiretti, ha colpito in un momento particolarmente delicato per l'agricoltura, con le semine, le verdure e gli ortaggi in campo e le piante che iniziano a fare i primi frutti. In Veneto si registrano ritardi vegetativi, sospensioni delle fasi operative agronomiche e si rilevano segnalazioni un po' ovunque di problemi alle colture a causa del maltempo. Una delle situazioni più a rischio, secondo la Coldiretti, è quella dei prati dell'Alta Padovana, del fieno maggengo, risultato del primo sfalcio dei prati in programma solitamente da fine aprile fino a metà maggio ed essiccato successivamente al sole. Quest'anno, con le continue piogge, il raccolto è andato perso e quel che si potrà salvare non sarà certo di qualità. Gran parte delle aziende, secondo il calendario normale, procedono poi con la semina del mais, ma anche in questo caso le difficoltà sono all'ordine del giorno. L'eccezionalità degli eventi atmosferici, ammette Coldiretti Padova, è oramai la norma, tanto da aver condizionato nell'ultimo decennio la redditività del settore agricolo, con perdite dovute a calamità naturali che hanno assunto un carattere ricorrente ma imprevedibile. Economia, un nuovo balzello, così lo definiscono gli artigiani, incombe sulle piccole aziende. A contenerlo la modifica del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Sentiamo. Come associazione di categoria ci siamo organizzati e ci stiamo organizzando con i nostri funzionari per dare tutta quella consulenza che serve ai nostri associati per far sì che, passatemi il termine, questo non sia terrorismo puro. Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato di Castelfranco Veneto, definisce così il provvedimento contenuto in finanziaria, la modifica al codice della crisi d'impresa ed insolvenza, che impone anche alle piccole aziende di affidarsi a un revisore che verifichi lo stato di salute dei propri conti. I parametri sono stati rivisti e coinvolgono molte più realtà. La quota dell'attivo dello stato patrimoniale è stata abbassata da 4 a 2 milioni di euro. Solo nel mandamento castellano sono quasi 200 le attività produttive coinvolte. Hanno l'obbligo di nominare quello che io chiamerei un controllore, qualcuno che va a verificare praticamente se la liquidità dell'azienda è in ordine oppure no. È chiaro che questo è un costo per l'azienda, che ormai siamo anche troppo oppressi da questi continui nuovi balzelli che comunque gravano sempre sulla poca liquidità, sulla poca possibilità di investire che hanno le nostre aziende. Un balzello di fatto, secondo l'associazione di categoria. Annualmente circa l'ordine dei commercialisti mi sembra si aggirino dai 6-7 mila euro per azienda. È chiaro che questo è un costo puro perché fra l'altro poi questo controllore ha solo il compito di verificare quelli che sono i parametri di liquidità delle aziende, non ha nessun obbligo poi nei confronti delle aziende. A questo tema Confartigianato dedica degli incontri ad hoc il prossimo giovedì 13 giugno. Nel frattempo ci si è mossi anche su altri livelli. Abbiamo anche chiesto a livello provinciale, che poi sarà anche a livello nazionale, un incontro con il governo, con i sottosegretari, per far sì che eventualmente questi parametri possano essere rialzati, quindi escludere queste piccole aziende da questo balzello. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Non ci sono soltanto, fortunatamente, i turisti cafoni che animano le cronache, soprattutto, come abbiamo visto troppo spesso a Venezia. Ci sono anche i turisti che compiono gesti straordinari, visti i tempi. Guardate cosa è successo ad Abano Terme. Stava passeggiando in pieno centro ad Abano Terme quando ha notato un portafoglio abbandonato a terra in un parcheggio. Lo ha raccolto per vedere se c'erano i documenti del proprietario, ma quando l'ha aperto la sorpresa è stata grande. All'interno c'erano 7.100 euro e così un turista trentino non ha esitato un attimo, ha avvertito i carabinieri e ha consegnato il portafoglio nella vicina stazione. Grazie a questo gesto esemplare e di grande senso civico, in pochi minuti i militari hanno rintracciato la proprietaria, una commerciante padovana che era passata per Abano Terme per chiudere alcuni importanti contratti e che si trovava al momento in cui è stata contattata in un'altra località. La donna, dopo aver ringraziato i carabinieri, ha chiesto di poter contattare l'uomo per ringraziarlo. Il turista, un 56enne di Trento, si trovava ad Abano Terme insieme alla moglie per riportare a casa l'anziana madre che aveva passato alcuni giorni alle terme per sottoporsi a delle terapie. La commerciante, commossa e sollevata per aver ritrovato il portafoglio, ha ringraziato il 56enne.
Erano 6.000, oltre 6.000 ieri a Treviso, parliamo della Treviso in rosa, la corsa, come vedete in queste belle immagini, la corsa solidale per sostenere la lotta al cancro al seno, per la sensibilizzazione anche contro il cancro al seno. 17.000 erano le partecipanti ed era una cifra record quella che era stata raccolta quest'anno a livello di partecipazione. Purtroppo la pioggia, insomma il maltempo più che altro previsto, ha frenato la partecipazione prevista, ma comunque oltre 6.000 donne in corso oppure camminando, come vediamo nelle immagini, in queste belle immagini, appunto per sostenere la lotta contro il cancro al seno. E poi invece a Belluno la partita tra Nazionale Cantanti, Nazionale Sindaci e Nazionale Poste Italiane per sostenere la montagna veneta. La pioggia non li ha scoraggiati, la solidarietà prima di tutto. Così si sono affrontati in un triangolare la Nazionale Cantanti, la Nazionale Sindaci e la Nazionale Poste Italiane. Vittoria di quest'ultima, ma soprattutto di quanti hanno voluto essere presenti alla manifestazione per aiutare le popolazioni bellunesi colpite dalla tempesta Vaia. Prima della partita l'esibizione del gruppo danza, oltre e degli artisti di Belluno. Alza la voce. Poi al via le partite, eccoli i giocatori entrare in campo. Poste Italiane vincono 3-0 sulla Nazionale Cantanti e 4-0 sulla squadra dei Sindaci, che si piazzano comunque al secondo posto. È una grandissima giornata di solidarietà che io ringrazio la Nazionale Italiana Cantanti e il Poste Italiane per aver condiviso con noi questa grande iniziativa che porta a Belluno sicuramente una grande opera di solidarietà. Queste popolazioni sono state colpite il 29 ottobre dalla tempesta Vaia e grazie anche al contributo di tutte le persone che sono qui oggi sicuramente ci sarà una grande dimostrazione che questo territorio ha voglia di ripartire e di ricominciare. Abbiamo deciso alla fine dello scorso anno di costruire una squadra di dipendenti intorno al gioco del calcio, ma poi stiamo lavorando anche su altri sport per iniziative come questa, cioè per portare la solidarietà dove ce n'è bisogno insieme alle associazioni del territorio. Per noi è un impegno, e grazie agli artisti, è un impegno ormai continuo e grazie anche a grandi aziende come la vostra e a squadre avversarie toste come la Nazionale Sindaci, istituzionalmente importanti, riusciamo a portare avanti i nostri progetti assieme a voi ed evidentemente la raccolta fondi rimane l'obiettivo principale, anche se parallelamente organizziamo altri eventi di solidarietà. 1200 le persone che hanno assistito alla manifestazione per un ricavato di 14.599 euro in campo per ripartire tutti insieme, sempre nel segno della solidarietà. Ore 13 fra pochissimo per analizzare l'età dell'adolescenza tra crisi e cambiamento, un'età importantissima. In studio con noi il dottor Michele Canilla, neuropsicologo e psicoterapeuta. Come sempre aspettiamo i vostri post su Facebook e le vostre chiamate in diretta allo 049 490 6054. Poi questa sera c'è doppio appuntamento, Ringa alle 20:10, scusate, alle 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, con in diretta David Borrelli di Più Europa e Eugenia Fortuni di Europa Verde, quindi continuiamo a parlare delle elezioni europee. E poi alle 21:15 c'è Ringa, in prima serata torna il talk show che mette la politica alle corde in prima serata, come dicevamo, con Ferdinando Avarino, i ospiti in studio Marcello Bano della Lega, Alessandro Bisato del Partito Democratico, Angelo Bonelli di Europa Verde, Anthony Candiello del Movimento 5 Stelle, Luca Ciriani di Fratelli d'Italia e Emanuele Crosato di Forza Italia. Tante ovviamente i temi sul piatto, dall'autonomia alla questione migranti e al continuo scontro Lega Movimento 5 Stelle a distanza. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Inizio di settimana ancora in compagnia del cattivo tempo. La circolazione instabile non accenna ad allontanarsi dalle nostre regioni. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo cielo molto nuvoloso con piogge piuttosto diffuse su tutte le province. Attenzione perché localmente potranno essere anche forti. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime tra 17 e 21 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà coperto anche qui con precipitazioni temporalesche un po' dappertutto, sia nella mattinata ma anche nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime oscillanti tra 16 e 18 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui il tempo sarà spiccatamente instabile con i rovesci che riguarderanno un po' tutta la nostra regione, come ci mostra la grafica. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 22 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.